Nostalgia, nostalgia canaglia, cantavano quei due grandi filosofi pugliesi americani che tutti conoscete. Nostalgia, nostalgia canaglia, riascoltando questa bellissima sigla, il pezzo The Embrace di Aldi Meola, che tanta compagnia mi ha e ci ha tenuto e vi ha tenuto per tantissimi anni. Nostalgia, nostalgia canaglia. La nostalgia peraltro è un sentimento orribile, orripilante, inutile, e che intralcia soltanto il lucido cammino verso il progresso. Perciò ce ne disfacciamo immediatamente per andare a dare un'occhiata. Intanto, come voi sapete, perché avete già compulsato avidamente il post sulla pagina Facebook di Radio Libertà, alle ore 11 sarà con noi Max Del Papa e parleremo di tante belle cose, di attualità naturalmente, e non solo, perché non è che l'attualità debba succhiarsi tutto lo spazio disponibile, anzi, ma in ogni caso partiremo da lì. Partiamo dall'attualità anche in questo momento con l'agenzia ANSA, che prego l'ottima Sveva in regia, che ringrazio per l'assistenza tecnica di mandare in onda in questo momento al posto del mio faccione. La prima pagina, l'home page dell'agenzia ANSA, in questo momento si apre con uno storico evento. In corso lo sfratto al centro sociale Leoncavallo. Salvini dice decenni di illegalità. Finalmente, dice Matteo Salvini, polizia nella struttura, ma all'interno non c'è nessuno, scrive l'agenzia ANSA. La polizia sta eseguendo con l'ufficiale giudiziario l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo di Milano. Proprio con Mas del Papa avevamo fatto un reportage partendo da quella zona lì dove originariamente il Leoncavallo era stato insediato, creato, eccetera, cioè da via Leoncavallo, giusto appunto. Poi si è trasferito in via Vattò, cioè in zona Greco, da un altro quartiere, dal Casoretto a Greco, però in questo caso nella sede ultima, appunto dal 94, se non mi ricordo male, in avanti, la polizia sta facendo lo sfratto. L'ordine era stato rinviato 133 volte. Viene da ridere, sono presidiati dalle forze dell'ordine gli accessi a via Vattò. Lo sfratto era stato notificato nuovamente per il 9 settembre, ma si è deciso di anticipare ad oggi. Le operazioni sono iniziate stamani alle 7:30. Nel corso dell'ispezione degli spazi del Leoncavallo, le forze dell'ordine non hanno trovato persone. Tutti erano già al corrente. È presente anche l'ufficiale giudiziario, l'avvocato della proprietà, cioè l'immobiliare orologio della storica famiglia Cabassi. La Corte d'Appello di Milano aveva già condannato il Ministero dell'Interno a pagare 3 milioni di euro all'immobiliare della famiglia Cabassi per il mancato sgombero degli scorsi anni, e a sua volta il Viminale ha chiesto un risarcimento a Marina Bauer, la presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo. Solo pochi giorni fa il Leoncavallo aveva avviato una raccolta fondi per resistere all'interno della struttura. Lo sfratto era stato rinviato 130 e passa volte e lo scorso novembre appunto il Ministero aveva dovuto cacciare i 3 milioni ai Cabassi per il mancato sgombero. L'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione di interesse al Comune di Milano per un altro immobile che poteva rappresentare un passo per lo spostamento. Lo sfratto ha colto di sorpresa le mamme del Leoncavallo, un sorpresone proprio, ci crediamo, che stanno cercando di fare il punto. Il legale del Leoncavallo, Mirko Mazzali, commenta: dopo 40 anni di nuovo uno sgombero ad agosto, non mi pare una buona idea ripetere il passato. C'era una data, 9 settembre, dovrebbe essere rispettata, cerchiamo di capire perché è successo e se è legittimo. Avevano richiesto l'uso della forza pubblica il 9 settembre, se hanno anticipato immagino ci sia un'ordinanza del questore. Commento politico, bisogna sentire il comune e il sindaco Sala, dice il legale del Leoncavallo, Mirko Mazzali. Salvini, finalmente si cambia, afuera, dice Salvini, fuera di bal in milanese, ma lui usa lo spagnolo. Decenni di illegalità tollerata e più volte sostenuta dalla sinistra, commenta Matteo Salvini. Ora finalmente si cambia, la legge è uguale per tutti, quindi afuera, tradotto in milanese appunto fuera di bal. Questa è la notizia d'apertura dell'agenzia ANSA. La scorriamo insieme l'agenzia ANSA per vedere le altre notizie di home page. Israele avvia la prima fase dell'occupazione di Gaza City, cioè la città di Gaza, che è una parte della striscia di Gaza, la più popolosa e la più infestata da Hamas. Zelensky, terzo titolo, e Ucraina, incontro con Putin solo dopo un accordo sulle garanzie. Allagamenti in Veneto, nubifragi e fulmini in Toscana, il meteo in Italia tra nubifragi e caldo estremo, e poi un provvedimento sulla crisi della lettura in Danimarca. Si pensa di abolire l'IVA sui libri. L'agenzia ANSA è sempre capace di attrarre il nostro interesse in maniera spasmodica, perciò la lasciamo un attimo e andiamo a vedere la musica di oggi. Voi sapete che in questo agosto c'è tanta bella musica da ascoltare, e allora noi partiamo dal 1961, quando
questo non lo inquadriamo più, il 21 agosto, il 21 agosto del 1961, la cantante country americana Patsy Cline incide questa canzone Crazy del grande Willie Nelson, il quale allora era in difficoltà e lei si presta ad inciderla per conto suo. La ascoltiamo, ci deliziamo un po' e poi torniamo in onda e tra poco, 10 minuti, avremo con noi Max del Papa. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Sentito che roba felpata, sinuosa, elegante, insinuante, roba che alle 10:53 della mattina già ti mette un certo qual senso, non so, di intrigo, di bellezza sotterranea, di cosa che scorre sotto la superficie semplice della realtà. Piace questa descrizione che non vuol dire niente, ma è piena di paroloni insignificanti. Andiamo a dare un'occhiata intanto anche al famoso sito di servizi di informazione naturalmente, Dagospia di Roberto D'Agostino, che apre con Putin, con Zelensky e in mezzo Donald Trump, il grande bluff di Putin, titola il noto sito di servizi di informazione naturalmente. Credevo che fosse più facile. Anche Trump inizia a capire che Putin lo sta intortando e chiama il filo russo Orban per chiedergli di togliere il veto all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Così la mette il noto sito di servizi. Il secondo titolo ha a che fare invece con Bocelli. Devo fare un bonifico a Matteo, il figlio di Andrea Bocelli. Un'anziana si presenta all'ufficio postale di Negrar, siamo in Valpolicella, Verona, pronta a versare migliaia di euro su un conto che alcuni truffatori le avevano fatto credere che fosse del figlio di Bocelli. A salvare i risparmi della signora è stata la direttrice delle poste che, essendo un'aquila, si è insospettita per la causale e ha dovuto far finta di avere un problema al terminale per riuscire a chiamare il marito della donna. E ancora, un cane a zanne ai genitali e anche qualcos'altro di un 34enne, probabilmente di origini nigeriane, nel centro di Salò, vicino a Brescia. Il padrone del cane si allontana invece che aiutare la vittima e pubblica un video su Instagram. Poi spiega: non sono scappato, ho chiesto scusa, mi sono allontanato perché il cane era ingestibile, era il padrone del cane, a quanto pare. E poi c'è
Un altro titolo molto interessante, sempre sul noto sito di servizi di informazione Dagospia. La passione di Super Pippo era il mattone, l'immobile. Valgono circa 6 milioni di euro le proprietà immobiliari ancora intestate a Pippo Baudo, che ha sempre investito in case e terreni. Naturalmente sarebbe meglio inquadrare anche la pagina da cui stiamo leggendo in questo momento quando leggiamo le notizie, così anche chi ci guarda, quei pochi, naturalmente quei 25 lettori, come diceva il signor Alessandro, illustre milanese, possono vedere anche loro. Al catasto risultano intestati al conduttore, a Pippo, 4 immobili a Roma, 17 terreni, quasi tutti in Sicilia, uno a Fiano Romano nel Lazio. Tra le case figurano l'ufficio del presentatore in via della Giuliana e i 3 appartamenti, più il lastrico solare nella centralissima via della Vite. Gli ha fatto il check-up immobiliare, il noto sito di servizi a Pippo Baudo, testè defunto come forse qualcuno ancora non sa. Ciccio Kim, Kim Jong-un, il corpulento presidente della liberale Corea del Nord, punta il missilone contro Trump. Così la mette elegantemente il noto sito di servizi di informazione Dagospia. La Corea del Nord ha una base operativa missilistica, balistica non dichiarata vicino al confine con la Cina. Direi che il noto sito di servizi un po' ci ha già rotto, diciamo così, ce l'ha anche per Musk. Il noto sito di servizi è un ciarlatano, si chiama Musk, una ne dice 100 se ne rimangia. Avrebbe, condizionale, molto interessante, dargli del ciarlatano e poi usare il condizionale, avrebbe deciso di sospendere i piani per fondare un nuovo partito. Direi che ne abbiamo abbastanza. Togliamo la immagine del noto sito di servizi e torniamo alla musica perché forse è meglio, direi, secondo me anche sì. E allora, cosa succedeva il 21 agosto del 1983? Il musical di Jerry Herman, La Cage aux Folles, scusate la pronuncia francese superba, superlativa, ineguagliabile, debutta al Palace Theatre di New York, 1983, 21 agosto, e va avanti per 1761 rappresentazioni. Il signor Jerry Herman fu colui che creò alcuni dei musical più popolari di Broadway. Era noto per i suoi spettacoli allegri, ottimisti, con melodie memorabili, quindi assolutamente incompatibili con i tempi attuali. La sua svolta è arrivata con Hello Dolly, 1964, il musical più longevo di Broadway all'epoca, che vinse ben 10 Tony Awards. La Cage aux Folles è basato su una commedia del drammaturgo francese Jean Poiret, che fu rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1973. Georges e Albin sono una coppia gay di mezza età che gestisce un locale di drag queen a Saint-Tropez, in cui lo stesso Albin si esibisce col nome di Zaza. La storia credo che la conosciate, è quella del film poi Il Vizietto del 1978 con Ugo Tognazzi e Michel Sorro. Infatti Il Vizietto è tratto proprio da questa commedia, dalla quale a sua volta è tratto anche il musical di Jerry Herman, di cui ascoltiamo adesso il preludio, l'introduzione, l'ouverture, e poi con molta calma, non so quanto dura adesso, circa più o meno 2 minuti, quindi più o meno ce la facciamo ad arrivare alle 11 e ad aprire un altro capitolo di questa onda libera. Nostalgia, nostalgia canaglia. Intanto ci ascoltiamo questa introduzione, preludio al musical La Cage aux Folles, che noi abbiamo conosciuto filmograficamente come Il Vizietto con Tognazzi e Sorrò. Buon ascolto e a tra poco.
Bonsoir, bonsoir. What pleasure it gives me to say bonsoir. Here we are at the pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. But legend is told and rumor promised. We shall do Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà.